Ma voi lo sapete questa torta salata come si chiama? Si chiama Vaghi Press perché è fatta propria per chi vi pressa. Pigliate carta e penna e venite a presa a me. Ecco qua, siamo pronti. Allora, 200 grammi di farina 00 e 2 buste di purè. Questo qua, io ho usato questo qua con il latte e vi devo dire che veramente è saporito. Ecco qua. E le unite, queste 2 buste di purè, le unite alla farina. Unite un pizzico di sale e questa è una bustina per torte salate. Pane Angeli, lievito istantaneo. Ecco qua. E adesso miscelate, ammiscate tutte cose insieme che siamo pronti. Volete alla farina e alla fecola di patate unite anche un po' di parmigiano e mescolate. Poi vi preparate circa 1 litro d'acqua perché man mano ve lo tirate voi e vedete voi la consistenza. Adesso unisco qualche pezzetto di burro che avevo fatto ammorbidire, ecco qua, e 2 uova di galline, mi raccomando, di figlia di papera. Adesso siamo pronti a impastare. Vi ho detto l'acqua buttatela man mano perché vi dovete regolare voi. Ecco qua. Dobbiamo ottenere proprio un panetto come quello là per la pizza. Ecco qua, vedete? È diventato proprio come se fosse un panetto per la pizza e lo continuiamo a lavorare tanto bello finché non diventa una bella palla liscia. Ecco qua, e abbiamo fatto il nostro impasto alle patate. Senza perdere tempo a riscaldare patate, a scaurare, a spellicchiare. Ecco qua, adesso prendete metà dell'impasto e ve lo stendete. Nel frattempo accendetevi il forno e preparate il burrutiello. Io l'ho usato, l'ho insipato con lo staccante quello là per i dolci. Ecco qua. Qua, con la metà dell'impasto ho foderato il rutiello, però non sopra i bordi, mi raccomando. Adesso ci metto la pancetta, prosciutto cotto, formaggio, quello che tenete, che le ci mettete. Ecco qua. Adesso la dobbiamo chiudere con l'altra metà dell'impasto che è rimasto. Ecco qua. E adesso la chiudiamo. Ecco qua, vedete? Chiudete bene i bordi. Con le redella le impezzate dentro così. Ecco qua. Ecco qua, assicuratevi che l'avete chiusa bene e sopra ci mettete un po' di burro. Se volete ci potete mettere anche l'olio. Io preferisco burro che è più saporito. Qua adesso in forno a 180 gradi per 40 minuti. Datela da noi ogni tanto, mi raccomando. Qua ragazzi è pronta, assaggiamo. Mi era rimasto un po' di impasto e mi sono fatta pure i grissini. Guardate qua che meraviglia. Adesso assaggiamo. No comment. Buona giornata e buon appetito a tutti quanti.